un'edizione straordinaria, abbiamo approvato lo statuto, c'è grandissima eccitazione da parte di tutti i volontari che hanno potuto scrivere questo statuto tutti insieme e oggi qui in questo luogo così importante per noi è stato approvato. Ed è un'edizione importante anche perché ci ricorda insieme a questo momento di festa che comunque in questo momento a 150 anni di distanza c'è un luogo del mondo, la Siria, a cui abbiamo dedicato questa edizione, dove si sta soffrendo tantissimo. La Croce Rossa è impegnata in prima linea in una raccolta fondi importante, ci hanno raggiunto volontari siriani per essere qui con noi, proprio per testimoniare questa fratellanza universale che c'è nel movimento di Croce Rossa, per cui era importante per noi anche celebrare la Siria in questa occasione. On the occasion of the Fiacolata, I would like to congratulate our hosts, the Italian Red Cross. Also on the adoption of their new statute, I can't say how much impressed I am by this gathering of volunteers, staff members and friends of the Red Cross, whom I can see in this square today, celebrating with energy and enthusiasm the fundamental principles that guide us in our day-to-day work. Tonight, as we walk down the street heading to Castiglione, with our torch raised as one big team of light in the fading day, let's hold these three dimensions within our history, our present days, and our future. Tutti fratelli, thank you very much for listening. Thank you, thank you. Questa è la mia prima volta a Solferino, sono contento di essere qua ed è un modo per me per dire grazie agli uomini e alle donne di Croce Rossa italiana per il loro impegno, per il loro ruolo insostituibile nel Servizio Nazionale di Protezione Civile. Da qualche ora ho lasciato i territori della Lunigiana e della Garfagnana, che ieri sono stati colpiti da un evento sismico, ma questo è l'ultimo dei tanti eventi che richiamano il sistema e proprio grazie a questo ormai maturo sistema del volontariato organizzato di protezione civile, di cui Croce Rossa rappresenta una componente storica, noi possiamo dare le risposte che il Paese ci chiede. Hallo Deutschland! Hi, alles klar? Deutschland, seid ihr zu Deutsch?